La Nebros conferma la sua imbattibilità al base anche contro il più quotato in mesi Atletico Catania guidato dall'esperto Antonio Venuto, l'11 allenato da Francesco Palmeri pur senza tre pedine importanti come Bontempo, Conti e Pontini, ma con in campo l'ultimo arrivato Mattia Trovato da Ligia Virtus fa sua l'attesa sfida in chiave playoff confermandosi al quinto posto in classifica nel girone B di eccellenza. Parte meglio la squadra atletista che si presenta per 2 volte davanti a K, Corrandis prima e Grasso poi, ma i loro tentativi vengono disinnescati prontamente dal portiere della Nebros. I locali non stanno a guardare provandoci al 22esimo con Trovato, ma il suo sinistro è murato in angolo da Darigo, poi con Di Vita che lamenta un possibile rigore ai suoi danni, sul quale però il signor Patrizio dice di no, quindi ancora Di Vita subito dopo calcia dal limite dell'area chiamando Busà all'intervento e infine con De Gaetano che al 40esimo non trova lo specchio della porta. Bersaglio che il numero 10 della Nebros trova però ad inizio ripresa quando dopo un giro di lancette aggancia in aria il servizio di Di Vita e in diagonale supera Busà spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per il classe 2003 di casa si tratta della quarta rete nelle ultime 3 gare giocate. Passano 9 minuti e la formazione di casa trova anche il raddoppio su calcio di rigore concesso dal fischietto di Palermo per un fallo di mano di San Giorgio e con Scolaro che dal dischetto non sbaglia facendo così Nebros 2 Atletico 0 e per l'esperto centrocampista classe 94 si tratta della seconda firma in campionato. L'11 di Palmeri non si ferma e al minuto 61 cala il tris con Di Vita che da fuori area fulmina Busà facendo esplodere di gioia i tifosi del Basi e anche per il classe 2003 si tratta del secondo sigillo in campionato. Gara che sembra chiusa, invece l'Atletico riesce ad accorciare le distanze al 72esimo grazie a Pannitteri che da pochi passi mette alle spalle di K il pallone dell'1-3. A questo punto gli ospiti ci credono e al minuto 80 riaprono la sfida con Randis che spalle alla porta si gira e calcia battendo K per il gol del 2-3. Nell'occasione però il direttore di gare espelle anche 2 calciatori atletisti, Leonardi e Grasso, che spintonano il portiere della Nebros nel tentativo di recuperare la palla, con gli ospiti dunque costretti a giocare in 9 contro 11. La Nebros tenta di sfruttare la situazione ma il destro di Traviglia al 94esimo non sortisce l'effetto sperato. Un minuto dopo Atletico addirittura in 8 uomini, rosso diretto anche per il capitano Darigo che colpisce il neoentrato Laplace. Il 3-2 finale consegna dunque alla Nebros l'8ª vittoria casalinga su 10 gare giocate e il punto numero 32 che permette ai ragazzi di Palmeri di confermarsi in piena zona playoff e di spedire a -5 proprio i catanesi che invece rimangono fermi a 27 punti in 6ª posizione.